Centro anch'io, centro anch'io. Cari telespettatori, bentrovati. Alle mie spalle la chiesa di Santa Maria della Pace. La Chiesa della Pace è stata iniziata nei primi del Settecento, durante il periodo di rifioritura economica e sociale orchestrato dal Cardinal Querini, seguito alla peste del 1630. È una chiesa in stile barocco che fu assegnata ai padri filippini e che doveva seguire i dettami usciti dalla Controriforma. Il progetto della chiesa è di Giorgio Massari, il più importante architetto della Repubblica Serenissima di Venezia di quell'epoca. La cupola della chiesa è la seconda per grandezza in città dopo quella del Duomo Nuovo. La facciata purtroppo non fu mai completata. Mitiga sögne oio ogni sal, e non pensate soltanto a un bel piatto di insalata, Il significato è un pochino più complesso, restate con noi che proviamo ad indovinarlo. Ma quanto mi piace entrare nei negozi storici della nostra Brescia. Giusto, venite a trovarci. Sì, vabbè, se c'è solo lei magari no. Se c'è qualche bella commessa noi veniamo, Quando volete trovate. Allora, mitiga sögne oio ogni sal, che vuol dire? Penso non avere tanto senso, cioè non essere bravo, non lo so bene. Sta arrivando il suggerimento, fermi che sta arrivando il suggerimento dalla cliente, prego. Ecco, non metterci né olio né sale, di le cose come stanno e via. Si sta arrabbiando lei, signor? Ma mi si sta arrabbiando? No, caro, ma no. La mia mamma diceva così, non metterci né olio né sale. Bella energica. No, se bisogna dirle come stanno e basta. Dico bene, signora? Vuol dire una cosa insipida che sui saur. È riferito alle persone? Oddio, che di riferito alle persone, il val del niente, il sa del niente proprio. È senza condimento. Questo non l'ho mai sentita in realtà. Devo di essere sincera, non l'ho mai sentita. Però immagino senza condimento. Qualcosa senza condimento. Le verdure lei come le mangia? Con o senza condimento? Con condimento. Le persone a lei piacciono con l'olio e il sale o senza olio e sale? Con l'olio e il sale. Perché il sale e l'olio è insipido. Come? Non ci metti né sale né olio. È uguale, niente. Tutte le azioni né olio né vuol dire va bene così. Non mettere né olio né sale vuol dire che il pranzo è preparato già. Lasci stare il cibo. Che vuol dire mitiga sögne oio e sale? Pensi a qualcosa che va fatto in che modo? In che modo? Ecco, lasciar perdere. Lasciar perdere. Non lasci perdere che altrimenti qua perde tutto, Non mettergli su né olio né sale. Cioè, quindi è una cosa che non sa di niente. No. Il senso penso che sia quello. Tu concordi con l'amica? Sì, lei è esperta in questo. È esperta in tutto. Sì, soprattutto in dialetto bresciano. Sente, lei di dov'è? Della Tunisia. E che cosa sa in dialetto bresciano? Che sdraia fa? Come? Che sdraia fa? Su mia, scherza mia. Ci stiamo applicando, Su mia. Non condirlo. Senza condimento. Non saprei, no? Senza mettere l'olio e sale. Bigarel! Né olio e sale ce lo dicono a chi chiede un prezzo di un articolo che pensano di spendere meno, allora le dicono non metta su olio e sale. Non avere riguardo. Faccia il prezzo giusto. Ma scusi, ma lei era negoziante? Sì. Ecco perché le sa queste cose. Nelle edicole si legge tanto, abbiamo bisogno di persone di cultura, quindi. Allora, mitiga se ne oio ne sal. Che significa secondo te? Raga, non facciano i su. Hai capito? Ma che sei di Brescia? Provincia, però sono bresciano comunque. Provincia di Brescia. Che cos'è di estremamente insipido? Qualche cosa che non ha nessun contenuto. Mitiga sögne oio né sale, ovvero effettivamente, letteralmente, non mettere né olio né sale, ma insomma l'insalata e i pomodori c'entrano relativamente, vuol dire agire con scaltrezza, insomma non avere riguardo per nessuno. Grazie per essere stati con noi, alla prossima, ciao! Centro anch'io.